Il Veneto sta dando un'impronta completamente diversa perché sta valorizzando specialmente il settore giovanile, le squadre che tirano su dei grandi atleti e certamente questo ha prodotto anche un balzo in avanti di molte squadre della nostra regione. Nelle parole di Bardelli si sintetizza il lavoro svolto con impegno e fatica nell'ultimo anno del movimento del calcio dilettantistico veneto, festeggiato la scorsa settimana a Monastier. Premiate tutte le società vincenti il proprio girone o la Coppa Disciplina di categoria, incluse quelle di calcio a 5 e calcio femminile, che nello specifico ha visto distinguersi due atlete insignite del premio Fair Play, Chiara Tasso del Marcon e Sara Chieppe dell'Hellas Verona. Durante la partita dell'Hellas contro Marcon ci siamo scontrate e un po' duramente, diciamo. Ed è andata a finire che lei ha preso, diciamo, la peggio, e si è fatta male il ginocchio. E mi sono sentita in dovere intanto di buttare fuori la palla nel momento in cui si è fatta male e di andare a soccorrerla insieme all'ambulanza e ai suoi massaggiatori comunque. Nonostante fossimo comunque rivali, perché Marcon e Verona sono sempre stati rivali, è bastato, diciamo, un gesto per diventare amiche. Presente anche Pietro Martire, neopresidente della Camponogarese. Mi sono fatto male 14 anni fa sul campo della Camponogarese Calcio, ho subito durante una partita contro il Villatorra una lesione midollare che mi ha costretto, non mi piace usare il termine costretto in sede a rotelle perché la mia sede a rotelle mi piace e mi permette di fare tante cose, tra le quali quella di diventare presidente della Camponogarese. Quando me l'hanno chiesto è stato per me una cosa inaspettata, però sai, quando fai le cose con passione, ci metti passione e amore, possono solo venire cose stupende e meravigliose.